Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG, ancora tanta cronaca nera in questa edizione. Andiamo subito a Padova dove una ragazza, una sedicenne, ha accoltellato una coetanea, una ventenne. Andiamo da Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, l'ennesimo episodio di violenza con protagoniste due giovanissime è avvenuto qui in via Foscolo, una via laterale alla zona della stazione, quindi siamo all'interno della cosiddetta zona rossa. Il perimetro controllato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine, proprio qui lungo via Foscolo, che ieri sera poco dopo le 17 due ragazze hanno cominciato a litigare in strada, una lite dai toni sempre più violenti, tant'è che la più piccola, una minorenne, aveva 16 anni appena, non ha esitato ad estrarre un coltellino che aveva in tasca e a scagliarsi contro la rivale, una ragazza di 20 anni che è stata colpita con 3 fendenti alla mano e all'orecchio, sanguinante, è caduto a terra, una scena vista da tanti passanti che hanno subito allertato la polizia locale, che è arrivata dal vicino comando di via Liberi e ha subito individuato la ragazza che ha aggredito la ventenne, una sedicenne che è stata portata negli uffici della polizia locale per essere identificata. A quanto pare si tratta di una ragazza che ha già precedenti e già comunque conosciuta alle forze dell'ordine, mentre la ferita è stata medicata sul posto e poi portata in ospedale per tutte le cure. Ma come dicevamo, è l'ennesimo episodio di violenza giovanile qui nella zona della stazione. Lo ricorderete anche i DASPO emessi qualche mese fa dal questore di Padova Odorisio, proprio per contrastare il fenomeno delle baby gang, soprattutto femminili, tant'è che si è arrivati anche all'arresto di alcune minorenni che nei mesi scorsi avevano aggredito anche una disabile in zona stazione, oppure una barista che era stata colpita, le avevano strappato i capelli per il semplice fatto che non voleva servire da bere alle ragazze, non voleva farle giocare con le slot machine. Anche in questo caso una minorenne protagonista di violenze, un fenomeno che insomma preoccupa la città, che fa riflettere, ma la zona rossa dove ci troviamo continua a essere controllata, zona rossa che dovrebbe restare attiva almeno fino al 18-19 di febbraio, e proprio nell'ambito di questi controlli sempre ieri sera i carabinieri hanno anche sorpreso e denunciato due nordafricani che stavano scassinando una cabina elettrica nella vicina via Cairoli. Questa è la cronaca per quanto riguarda Padova oggi. La linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Cristian Roque Allende da Padova. Adesso andiamo a Bassano, più precisamente a Rosà, dove una cassiera di un supermercato è stata aggredita e minacciata con un martello da 2 individui. Sentiamo Vanessa Banzato. Sono stati attimi di terrore per Cinzia Tessaro, dipendente del supermercato Prix di via Garibaldi a Rosà, assalita da 2 malviventi poco prima dell'orario di chiusura serale del negozio. Mi sono resa conto, ma li avevo già addosso, perché come ho visto erano a viso coperto e vedevo fuori solamente gli occhi, quindi ho visto che erano di pelle chiara. E l'unica cosa che ho sentito è stato apri la cassa con il martello davanti al viso. Non ho fatto nulla sinceramente, non ho né urlato, ma mi sono mancate sinceramente anche forse la forza o la voglia di urlare, perché il martello ce l'avevo proprio davanti alla bocca. Momenti agghiaccianti per lei, un incubo. Quanta paura ha avuto in quel momento? In quel momento non tanto, dopo sì, dopo è scesa l'adrenalina e allora sì, ci sono state un paio di notti insonni. Sono riusciti a rubare qualcosa? No, hanno provato a martellate ad aprire, però non si è aperto niente. E quindi hanno preso a martellate la cassa? Sì, quella là dietro, però alla fine non hanno portato via niente perché io non ho aperto, e dicendo che non avevo le chiavi per aprire, si sono guardati, ma il tutto è durato 3 minuti e sono scappate via a piedi, hanno attraversato la strada.
quel momento non c'era, cioè, il negozio era pieno, ma in cassa non c'era ovviamente nessuno. Un'azione violenta e fulminea, e la mente corre un'altra aggressione simile avvenuta qualche tempo fa al Magicaffè, sempre a Rosà in via Manzoni, quando ignoti rapinarono una barista minacciandola anche in quella circostanza con un martello. Episodi denunciati, forse potrebbe trattarsi delle stesse persone, ma intanto cresce la preoccupazione. Ci vorrebbe forse un po' più di protezione, ecco, di vigilanza, però che purtroppo manca. E adesso, soprattutto con il buio, sì, andare fuori di sera, anche se noi l'incasso lo lasciamo nelle cassaforti, insomma noi non andiamo fuori con i soldi del negozio, quindi a noi quando usciamo non abbiamo niente, però comunque la paura rimane alta. E spostiamoci a Venezia, ancora violenza, ancora paura in centro storico, turiste seguite e minacciate a San Stae, proprio così, a 2 passi dal Canal Grande. Vediamo. Andiamo da Ilaria Marchiori in diretta, scusate. Ilaria, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui alla fermata del vaporetto di San Stae perché martedì sera queste 2 turiste americane che hanno affittato l'appartamento, lo fanno da alcuni anni qui a Venezia nel periodo invernale, soprattutto quello della Carnevale, sono proprio scese qui dal vaporetto, appunto fermata a San Stae, per dirigersi verso la loro abitazione in zona Capesaro da questa parte. Che cosa è successo a quel punto? Una volta arrivate proprio davanti al portone di casa, un uomo ha iniziato a parlar loro in inglese e a minacciarle perché voleva tutto il loro denaro, quello che avevano nella borsa. Loro a quel punto che cosa hanno fatto? Terrorizzate, hanno svuotato le borse, ma ancora lui non era contento, per lui non era sufficiente, voleva molto di più, le ha spinte proprio nell'androne di casa. A quel punto loro però sono riuscite ad urlare e sono arrivati dei vicini di casa. L'uomo è fuggito. Le donne hanno detto: è la prima volta che ci è capitata una cosa del genere, sono tanti anni che veniamo qui a Venezia, e proprio questo pomeriggio si recheranno a sporgere denuncia, anche perché quest'uomo dicono di averlo visto molto bene, non riconoscono l'accento perché appunto parlava loro in inglese, però hanno potuto descriverlo come un uomo alto, grosso, moro, con la barba e con la pelle scura. Ovviamente qui in zona San Stae si è subito diffuso l'identikit, quindi se si dovesse far vivo nuovamente sarebbe più facile da riconoscere. Nel frattempo però ovviamente anche le forze dell'ordine gli daranno la caccia per cercare di trovarlo e soprattutto evitare che possa commettere altre aggressioni di questo tipo, perché lo ricordiamo aveva minacciato queste 2 anziane signore con un coltello, tanto che loro si erano spaventate ed erano veramente terrorizzate. Per il momento qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, il nostro operatore. Vigo Novo è invece ancora sotto shock per l'aggressione violentissima a colpi di cric in testa e al volto ai danni di un 51enne. Sentiamo il suo racconto, servizio di Anna Maria Parisi. Subito dopo la spinta è partito con una sprangata in testa col piede di porco e io sono crollato perché non mi aspettavo questo gesto qua, e dopo da terra, ero a terra e lui ha continuato a colpirmi in testa. Adesso sento male alla gamba, appunto anche il braccio. Presumo di aver perso i sensi perché mi hanno detto che ha tentato anche di soffocarmi. Sono vivo per miracolo. Ivan, 51 anni, racconta con lucidità e dolore la violenta aggressione subita al Bar Canova di Vigo Novo lunedì sera, quando, dopo le 19:30, è stato colpito alla testa, al volto e al corpo con un cric da un 21enne del posto in evidente stato di alterazione. È già tanto che se sono ancora qua. Un attacco improvviso e violentissimo, senza alcun motivo apparente, è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, che ha trasformato in pochi istanti un momento di normalità in una scena di puro terrore. Mi sono alzato,
pozza di sangue praticamente. Ma l'episodio non si è fermato lì. Il giorno successivo all'aggressione il 21enne si è ripresentato nel locale all'ora di pranzo alle 13:30 accompagnato dalla madre, chiedendo indietro il crick utilizzato come arma e minacciando la titolare del bar, Alessia, d'origine cinese. La mamma è dietro, non ha detto niente. Dopo 2 minuti è arrivato Carabinieri e i Carabinieri hanno risposto che ce l'hanno loro e dopo mi ha lasciato stare perché parlava con Carabinieri. Ma non finisce qui. In mattinata, poco prima dell'alba, il 21enne ha poi dato nuovamente in escandescenze in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, inveendo contro la madre. I residenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri. All'arrivo delle pattuglie la situazione è poi degenerata, con il rischio di una colluttazione poi sventata, con il 21enne denunciato dai carabinieri per lesioni gravi, che è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo per accertamenti. Ivan, l'aggredito, ancora provato ma stabile, commenta: racconto quello che mi è successo perché nessun altro debba vivere una cosa simile. Quanti punti ti hanno dato? 20, una ventina di punti. Per il momento una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio devo ritornare di nuovo al pronto soccorso per fare un attacco. Servizio di Anna Maria Parisi. Anche ieri sera i nostri ospiti a Focus sono rimasti sconcertati quando hanno sentito che questo ragazzo è andato a chiedere con la mamma la restituzione del crick con cui aveva picchiato quest'uomo, no? Quindi siamo alla follia. È ovviamente un caso difficile da seguire, una famiglia che deve farsi carico di questa situazione. Anna Maria Parisi ha sentito anche la nonna di questo ragazzo. Sentiamo. Mi auguro che mio nipote si riprenda lontano dalla madre. Abbiamo, ripeto, le certificazioni che ognuno che andavamo anche alla scuola, anche i suoi insegnanti lì a Vigonovo dicevano più lontano dalla mamma che sta meglio è. Mio nipote va salvato, non è un mostro, è un ragazzo fragile che ha bisogno di cure e di essere seguito, dice la nonna del 21enne, l'aggressore, che rompe il silenzio. Il ragazzo è venuto qua anche l'altro giorno e mi faceva pena perché aveva la madre fuori, non so cosa volesse, si è messo a piangere e mi ha detto: sai che ti voglio bene nonna, sai che ti voglio bene. L'ho visto molto molto giù, dico: ma tu che cosa stai prendendo oltre che coca? Ha detto: me l'ha data mia mamma. Chiede per lui l'ingresso in una comunità di recupero e di essere allontanato dalla madre, descritta come una donna manipolatrice e da sempre con problemi di alcol e tossicodipendenza. È nato che era già lei non patologica, aveva già assunto e poi si era ripresa un po', però dopo. Aveva assunto cosa, signora? Droghe, dipendenza era di droghe. La coca, aveva usato l'eroina, aveva un compagno, e ce l'avrà ancora col crack, chissà. E il ragazzino me lo diceva sempre, diceva: a meno che vado più via con lei, non vado più via. E anche suo nipote queste sostanze? Cioè la mamma le dà al figlio? Io ci credo, perché se il ragazzino si andava a prendere una bottiglia d'acqua perché aveva paura di bere a casa, era terrorizzato. Finché resterà lì non avrà scampo, conclude sempre la nonna dell'aggressore. Sai perché? Perché io non voglio che facciano morire mio nipote. E loro mi dicevano, i servizi sociali, non è ancora eclatante. Grosso problema della salute mentale in Italia, ne abbiamo parlato anche ieri. Bisogna che si faccia di tutto per fare in modo che queste persone vengano curate e che non siano messe a rischio, perché è messa a rischio la loro incolumità e anche e soprattutto quella degli altri. Vediamo addirittura c'è chi aggredisce i carabinieri, dopodiché viene subito scarcerato. Montebelluna. Nel momento in cui il nigeriano si è visto appunto braccato, ha reagito nei confronti dei militari aggredendoli.
Tensione e momenti di paura nella zona del condominio Guarda a Montebelluna, dove un uomo di 37 anni di origine nigeriana ha aggredito con spintoni, calci e pugni i carabinieri intervenuti per un controllo antidroga. Calci e pugni tanto da indurre i militari a usare il taser, che però a causa dell'abbigliamento che era indossato dal soggetto non è stato efficace. Il pusher ha resistito e solo grazie all'intervento di 3 pattuglie è stato possibile bloccarlo e ammanettarlo. L'uomo, incensurato e residente proprio nel condominio, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina. Per un totale di circa 8 grammi e 155 euro che riteniamo siano il provento di possibile spaccio. Dei militari però per l'arresto sono stati feriti? Sì, hanno riportato ferite, uno meno serie e l'altro un po' più serie, sia agli arti superiori che agli arti inferiori, insomma, a dimostrazione che il contatto fisico è stato importante, quindi sono stati anche bravi a riuscire a trattenerlo e a trarlo in arresto. Durante la colluttazione 2 militari hanno riportato lesioni con prognosi di 30 giorni per delle fratture ad un piede e 5 giorni per contusioni varie, mentre gli altri 4 carabinieri intervenuti sono rimasti illesi. Nonostante l'arresto per spaccio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 37enne è stato subito rimesso in libertà. La legge prevede infatti che chi non ha condanne definitive, come nel suo caso, possa restare libero in attesa di ulteriori sviluppi. In passato era già finito a processo per spaccio, ma era stato assolto. Servizio di Nicola Marcato, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso, e non manca mai la pagina dei furti. Andiamo in diretta a Lanzago, a pochi chilometri da Treviso, da Francesca Bozza. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. E sembra aprirsi un nuovo fronte per quanto riguarda i furti, adesso nel mirino anche le scuole. Succede a Lanzago di Silea, 2 colpi nel giro di pochi giorni. Il primo 2 notti fa, quando i ladri o il ladro, è ancora da chiarire quante persone siano entrate in azione, hanno forzato questa finestra scorrevole della scuola materna, si è subito diretto verso l'armadietto dei medicinali, portando via un medicinale salvavita, e dopodiché ha sottratto altro materiale per la didattica. A quel punto si è spostato verso questo corridoio che collega la scuola materna alla scuola elementare. Nicoletta Rizzetto non può fare più di tante immagini in questo momento perché ci sono i bambini fuori in giardino, però vedete, quella è la scuola elementare, però il ladro è stato bloccato dall'allarme entrato in azione ed è scappato. La notte scorsa, questa appena trascorsa, nuovo colpo sempre dalla stessa finestra che era stata danneggiata la prima volta. Questa volta però il malvivente si è direttamente spostato verso la scuola elementare, e viene da chiedersi se si tratti della stessa persona che voleva portare a termine quel colpo fallito. Qui si è messo alla ricerca probabilmente degli iPad usati dalle insegnanti per le lezioni, ma non li ha trovati, e a quel punto è scappato. Noi abbiamo incontrato pochi minuti fa insieme a Nicoletta Rizzetto la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Silea, la professoressa Maria Pia D'Avanzo, che ci ha raccontato quanto successo, ma ci ha anche spiegato quelle che sono le sue preoccupazioni. Ascoltiamo le sue parole insieme. Mentre 2 notti fa i ladri sono entrati nella parte posteriore dell'edificio da una finestra e hanno rubato sostanzialmente una dose di adrenalina che era contenuta nell'armadietto dei farmaci salvavita per gli alunni, lasciandoli gli altri farmaci, quindi hanno fatto una scelta precisa e hanno rubato poi 3 casse audio e una cassa grande, quindi tutto materiale dedicato alla didattica. E 2 notti fa hanno tentato di entrare al plesso Tiepolo, ma è partito l'allarme. Questa notte sono rientrati dalla Montessori e attraverso il corridoio interno hanno avuto accesso alla scuola Tiepolo, dove hanno tentato di rubare gli iPad, che però non erano all'interno delle loro scatole, che erano vuote, quindi non li hanno sostanzialmente potuti rubare. Noi siamo preoccupati perché se adesso parte questo tipo di meccanismo un po' con tutti i plessi, il problema non riguarderà solo Silea, ma riguarderà un po' tutti gli istituti, quindi bisogna, essere veramente in allerta, perché c'è una situazione di questo tipo adesso, in questo momento.
Come si può mettersi in sicurezza, come si può mettere in sicurezza gli istituti scolastici? Allora, gli istituti scolastici sono già in sicurezza con gli allarmi, sono già in sicurezza anche con chiusure di ferro alle finestre che abbiamo installato in alcuni plessi. Diciamo che come non siamo in sicurezza nelle nostre case, nonostante i Rangers e nonostante gli allarmi che abbiamo, voi comprendete che un edificio scolastico che rimane chiuso più o meno dalle 7 di sera fino alle 7 del mattino, a 12 ore di totale, come dire, assenza di personale in servizio, e quindi può essere più facilmente, con tempi anche più tranquilli, essere attrattivo rispetto a chi cerca di effettuare dei furti. Che idea si è fatta che possano essere le stesse persone che hanno voluto concludere il piano che era in qualche modo fallito la prima volta? Direi di sì, mi sono confrontata su questo anche con la dottoressa Cendron. Il timore è proprio questo, perché sono rientrati esattamente dalla stessa finestra, quindi era evidente che insomma c'era forse un lavoro da concludere, che non c'è stato modo di concludere le 2 sere precedenti. Non è una situazione che rende sereni, questo sicuramente. Non pensate che si tratti di ladri professionisti, ma di qualcuno in cerca probabilmente di droga, in questo caso farmaci, o di materiale facile da rivendere? Certo, sì, il timore appunto è questo. Anche confrontandoci con l'amministrazione comunale abbiamo fatto questo ragionamento. Effettivamente è difficile che un ladro professionista selezioni un farmaco come l'adrenalina, ecco. Quindi probabilmente stiamo parlando di persone, io presumo ragazzi comunque, un po' anche per altri precedenti che ci sono stati qui sul territorio negli anni passati, che hanno bisogno di sostanze e che hanno comunque bisogno di rivendere con una certa velocità materiali, ma possono sparire biciclette o molte altre cose con facilità sul territorio. Quindi anche un invito alla cittadinanza di Silea di rimanere comunque in allerta e anche vigile rispetto a tutto il territorio comunale. Avete sentito, sono 2 le questioni che la dirigente scolastica mette sul tavolo. Da un lato il rischio che si apra proprio questo fronte di cui parlavamo all'inizio collegamento, dei furti nelle scuole, che sono obiettivi facili proprio perché gran parte del pomeriggio, sera e la notte sono incustodite, e dall'altra un problema tossicodipendenza che potrebbe essere alla base di questi 2 colpi, visto che cosa è stato portato via. Un farmaco come l'adrenalina e del materiale, queste casse facilmente rivendibili, come sarebbero stati facilmente rivendibili gli iPad che poi non sono stati trovati. Certo è che cresce l'inquietudine tra il personale scolastico, tra i cittadini, i genitori, e chiaramente quello che dice la preside è: bisogna intervenire, mettere in sicurezza e aprire proprio un dialogo, un discorso sulla sicurezza delle scuole, perché altrimenti il rischio è che non sia più solo un problema di Lanzago o di Silea, ma un problema che si allarga a tutto il territorio e agli altri edifici scolastici che potrebbero appunto essere sempre più in balia dei malviventi. E quindi dopo le case, i negozi, le chiese di cui abbiamo parlato spesso, ora probabilmente dovremo fare i conti anche con i furti nelle scuole. Da Lanzago di Silea con Nicoletta Rizzetto è tutto, la linea può tornare allo studio, direttore. Grazie Francesca Bozza, Nicoletta Rizzetto, e abbiamo dato ieri conto di altri furti, a particolare impressione suscitata da quello ai danni di una famiglia che stava cenando in cucina, intanto i ladri di sopra hanno razziato tutto quello che hanno trovato. Vediamo. Uno dice: meno male che c'erano dei soldini, perché mio marito aveva il portafoglio con dei soldi e forse ci siamo salvati, che hanno portato via sti soldi, quindi non sono venuti in cucina a farci del male. E basta. Altro non si può dire. Un trauma,
Però ragazzi, fate qualcosa. Si spezza la voce a Ivanna Borsato, 77 anni, raccontando del rischio corso in casa sua in via Rimini a Mogliano. Dopo cena, mentre col marito Luigi Cipriano, consulente di infortunistica stradale, guardava la televisione in cucina, i ladri mettevano a soqquadro le stanze al piano di sopra in cerca di soldi e preziosi. E notato dalle scale il giubbotto del marito su una poltrona, sono scesi in salotto a prenderlo, trovandoci dentro il portafoglio. I padroni di casa hanno così rischiato di ritrovarseli di fronte. Del furto si sono accorti quando, nel tentativo di inserire l'allarme prima di andare a dormire, Luigi è salito al primo piano dove il sensore segnalava una finestra spalancata. E mi fa: ma l'hai lasciata aperta? No. Andiamo di sopra e abbiamo trovato il disastro. Disastro per me è stata una roba scioccante. La coppia ha subito allertato i carabinieri. I malviventi, che hanno fatto in tempo a colpire anche dalla vicina 88enne, hanno forzato l'oscuro, praticato un foro nella finestra e una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando nelle vittime del furto una profonda inquietudine. Come ha trascorso la notte, signora Ivanna? No, guarda, avrò dormito forse per sfinimento 2 ore. Non dico di no, però mi sembrava di avere gli uomini in camera, non so quanti eri, 1, 3, 8, non lo so, è stata veramente dura, ragazzi, e sono già venuti a rubare qua, però non eravamo in casa, allora il trauma è diverso. Così lo vivi proprio sulla pelle. Oltre ai contanti, i ladri se ne sono andati con alcuni preziosi, un collier di perle di Ivanna, uno d'oro della figlia, ma per lo più si tratta di monili del valore principalmente affettivo. Mio marito è Cavaliere della Repubblica e porta via anche la medaglia. Ivanna ci ha tenuto a raccontare quello che è successo a lei e al marito perché dice bisogna bloccare questa drammatica escalation di furti nelle abitazioni. Io sono stata fortunata perché hanno trovato dei soldi sul giubbotto di mio marito, se no sarebbero venuti giù magari a far cosa? A bastonarne. A 77 ragazzi, non ne ho 25. Non mi sento vecchia, però neanche giusto prendersi con queste persone anziane che sono in casa e basta. Servizio di Lina Paronetto, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, ladri in casa, continua l'assalto al Veneto, era il nostro titolo. Sentiamo uno degli ospiti, Massimiliano Emilio Gobbi. È mezzo che non vengo qua e ho sentito che Botero è orientato verso destra. Non è più, cioè, è cambiato un po' il ragionamento, però tornando al ragionamento dei furti. È un faccio, è una facile interpretazione. No, tornando al ragionamento dei furti, io ricordo Gorgo del Monticano, mi sembra, no? Monticano, dove praticamente sono entrati, hanno seviziato una signora, l'hanno ammazzata in maniera... Marito e moglie. Marito e moglie, sì. Sono i genitori di Daniele per cui è stato un caso veramente atroce, disumano sotto l'aspetto, diciamo, di quello che gli hanno fatto a quei 2 signori. Ma non serve in Italia la legge sulle armi, quante armi hai in casa, quante non ne hai, se hai la Glock, se hai le pistole di ultima generazione. No, sarebbe molto semplice, trovi un ladro in casa, 40 anni di carcere, non 30 anni, perché 30 anni, ogni 10 anni ci sono 3 anni. Per cui se uno prende 30 anni se ne fa 20 e dopo ne fa 10. Allora tu gli dai 40 anni, non va più nessuno a rubare, non servono le armi. Questa secondo me è l'unica soluzione che dovrebbe il governo, che sia il governo di centrodestra o che sia il governo di centrosinistra. Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera a Focus anche con gli altri ospiti. Adesso andiamo a San Giorgio in Bosco. San Giorgio in Bosco è diventato un po' come Brescello, il paese di Peppone e Don Camillo, perché c'è frequenti contrasti tra parroco e sindaco, e ne parleremo, ma la notizia di oggi è che ci sono polemiche sul raddoppio dell'Acqua Vera. Andiamo da Nancy Galdi con il nostro operatore Andrea Benetti. A te, Nancy. Sì,
Sì, buongiorno direttore, da San Giorgio in Bosco siamo proprio davanti allo stabilimento Acquavera in via Valsugana, uno stabilimento pronto a raddoppiare. Questo è il progetto che tanto sta facendo discutere in paese, dividendo cittadini favorevoli e contrari. Sono state raccolte circa 5.000 firme contro l'ampliamento e anche il parroco della canonica di Sant'Anna Morosina si è espresso, seppur indirettamente, contro l'iniziativa in una recente omelia. Ora, per inquadrare al meglio la vicenda, vi mostriamo il servizio di Chiara Gaiani. Il prete deve fare il prete in chiesa e il sindaco fa il sindaco in municipio. San Giorgio in Bosco, tranquillo paese lungo la Valsugana, sede di uno stabilimento che ne ha segnato la storia, l'Acquavera. Il raddoppio di questo sta facendo scintille, tutti ne parlano, pare anche in chiesa, e qui scatta la singolare tensione tra il sindaco Don Giuseppe Tonin, parroco di Sant'Anna Morosina, frazione del comune, che ci riporta a balzo spazio-temporale a Brescello, il paese di Peppone Don Camillo. Succede che durante l'omelia della domenica entriamo nuovamente nell'argomento dell'ampliamento dello stabilimento San Pellegrino con delle considerazioni che io rispetto, perché sono figlie di una visione, di un pensiero. Sulla questione però già tempo fa c'erano stati altri interventi e per questo era stato informato il vescovo, il quale ha giustamente comunicato l'inopportunità di entrare nel merito. Era settembre quando la Curia di Padova, sentita dal sindaco attraverso il vicario per i rapporti con il territorio Don Luca Facco, aveva suggerito al parroco di porre i temi all'attenzione del Consiglio pastorale, invitandolo a riflettere e condividere con la comunità cristiana. Vicenda diversa in settembre, problemi stradali, uguale il contenuto secondo il sindaco, ma del raddoppio di Acquavera Don Giuseppe Tonin assicura di non aver parlato dal pulpito e per questo invita il sindaco a partecipare alla messa domenicale, un terreno di confronto per ora a distanza su cui interviene la politica. Sulla vicenda Acquavera a San Giorgio in Bosco è venuto il momento di ascoltare i cittadini, visto che sono state raccolte 5.000 firme. Stefani dica al suo amico sindaco Petenuzzo che invece di censurare i preti bisogna ascoltare i cittadini. Ecco, noi siamo qui con Alberto Scapin della lista civica San Giorgio Bene Comune. Dunque, com'è la situazione in paese? Cosa sta succedendo? La situazione in paese è molto preoccupante, in quanto i cittadini non capiscono il perché di questo ampliamento, che avrà forti impatti sul territorio e con ricadute che non si sa quali siano i benefici per la popolazione. C'è tensione anche tra il sindaco e il parroco? Sì, il sindaco scrive al vescovo per zittire il parroco e inoltre manda anche lettere a noi consiglieri per intimidire, ma qui la realtà non è chi parla, ma quello che il sindaco non vuole vedere. 5.000 cittadini si sono già espressi con le loro firme per dire basta. E il nostro territorio in questi anni ha già dato tanto, troppo, ed è ora di dire basta alla svendita del suolo e dell'acqua per il profitto. Come lista noi esprimiamo la nostra solidarietà a Don Luigi, in quanto pensiamo che questo attacco non sia corretto e che il sindaco deve cominciare ad ascoltare la gente. Ci sarà anche un evento per il no in programma il 4 febbraio. Sì, il 4 febbraio abbiamo deciso di ritrovarci come lista a discutere con la popolazione in una serata aperta al dibattito pubblico per fare capire nuovamente le ragioni del no. Tra l'altro abbiamo invitato anche il sindaco e tutta la maggioranza a partecipare a questa serata. Tra l'altro siete stati proprio voi ad avviare la raccolta firme ancora nel 2022? Sì, nel 2022 c'è stata una prima raccolta firme molto partecipata e molto sentita e questa raccolta firme ha portato allo stop del progetto che ora, ahimè, viene riproposto alla popolazione. Ecco, grazie Alberto Scapin e grazie ad Andrea Benetti alla parte tecnica. Da San Giorgio in Bosco per ora è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie Nancy Galdi, no? È un po' come proprio nel romanzo
di Guareschi, no? Di Giovanni Guareschi. Ci sono tanti sindaci e tanti parroci che sono in contrapposizione, tra l'altro sul referendum, ma questo si riferiva all'intervistato, sulla giustizia. Poi noi da qui al referendum del 22-23 marzo sentiremo anche tutte le opinioni, ovviamente il sì, le ragioni del sì e le ragioni del no. Vediamo due notizie appena pubblicate dal Gazzettino. Gianmarco Davilli, atleta di beach volley, ucciso da un malore mentre stava per iniziare l'allenamento, notizia che arriva da Maserà. E poi l'altra è quella di un bambino di 11 anni, Vodo di Cadore, lasciato a piedi dal bus. Il piccolo non aveva il ticket da 10 euro, costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve. Ma adesso questa è una notizia che cercheremo di far chiarire con la nostra corrispondente Tiziana Bolognani, perché ci sembra assurdo che un bambino di 11 anni sia stato lasciato a piedi sotto la neve perché non aveva un ticket da 10 euro. Andiamo avanti, cosa abbiamo in regia? Abbiamo 1500 studenti che non sono andati a scuola oggi. È successo a Campo San Piero, all'istituto Newton Pertini. Ieri, dopo un violento acquazzone, il piazzale si è di nuovo allagato e loro, per protesta, hanno deciso di astenersi dalle lezioni. Sul posto sono andati per noi Chiara Gaiani e Federico Cibotto. A te, Chiara. Parcheggio completamente allagato ieri per l'ennesima volta durante l'acquazzone che si è abbattuto anche in questa zona intorno a mezzogiorno, e gli studenti del Newton Pertini, un istituto scolastico il più grande della provincia di Padova che si trova a Campo San Piero, circa 2000 gli studenti, hanno deciso di fare astensione, ovvero questa mattina non sono entrati in classe per sollevare l'attenzione su un problema che vivono da anni, e ce lo spiegano i rappresentanti di istituto Alessandro Genesini e Alessandro Tolio. Perché ieri mattina all'uscita da scuola abbiamo trovato l'intero parcheggio allagato e gli studenti per uscire da scuola hanno dovuto arrampicarsi su questi cancelli per non bagnarsi, infangarsi, e questo è stato, diciamo, il culmine di una serie di richieste che da anni che vengono fatte, tra cui anche la modifica della circonvallazione intorno alla scuola, problemi a riscaldamento, problemi con le uscite come il cancelletto. Ci sono una serie di problematiche che da anni vengono sottovalutate. Oggi noi studenti abbiamo voluto dare un segnale attraverso questo astensionismo molto partecipato. Infatti oggi più di 1 migliaio di ragazzi del Newton Pertini hanno deciso di seguire questo esempio, questa richiesta che oltretutto non è nata da noi rappresentanti. Sono stati gli stessi studenti che, dopo che sono circolati i video di loro stessi che andavano sui cancelli, hanno scelto di stamattina venire qua la prima ora, e questo è stato un grande atto di responsabilità e maturità dei nostri ragazzi. I problemi vengono, secondo me, dagli enti esterni. Ci sono forti problematiche strutturali, forti problematiche idriche, come si è visto oggi, che sono a carico o della provincia o del comune. La dirigente, la scuola si era già mossa, sono già stati fatti richieste a cui stiamo aspettando risposta dal 2019, quindi dal 2019 che noi stiamo aspettando che questi problemi vengano sistemati, senza avere mai un riscontro. Noi abbiamo deciso oggi di astenerci dalle prime ore insieme a tutti gli studenti per far vedere che a queste istituzioni che effettivamente non è più il caso di trascurarci, ecco. Questo è il primo step, avete intenzione di andare avanti? Sì, volevamo installare subito dei tavoli tecnici, volevamo chiedere anche se è possibile di fare una protesta, perché l'astensione è nata dall'impossibilità di fare una protesta subito, ovviamente va dato un preavviso, quindi è stato deciso insieme a tutti gli studenti, è stato detto facciamo un'astensione, ecco, partita dagli studenti questa cosa. Era solo un gesto simbolico che sicuramente avrà un riscontro futuro con magari una protesta veramente legale e possibile. La nostra volontà non è quella di fare la guerra alle istituzioni, era per dare un primo segnale per dire noi ci siamo presenti e ascoltateci. Andiamo avanti con i nostri registi Italo Morao, Marco Gagliazzo, Andrea Basso, e andiamo da Luisa Bertini e Simone Squarcina, perché a Torri di Quartesolo ci sono delle
piante, degli alberi pericolosi. Un pino si è abbattuto su un'auto e quindi si sta procedendo alla messa in sicurezza e al taglio delle altre piante a rischio. Sentiamo Luisa Bertini con Simone Squarcini, che sono con il sindaco Gianluca Ghirigatto. Siamo a Torri di Quartesolo in via Casoni in compagnia del sindaco Gianluca Ghirigatto, perché ieri proprio qui si è sfiorata la tragedia, in quanto uno dei pini, quello che vedete abbattuto alle mie spalle, è caduto a ridosso di un'abitazione e sfondando un'automobile. Ad oggi si procede con la potatura di tutti gli alberi. Sì, diciamo che la potatura di questi alberi rientra in un programma più articolato di potature e di abbattimento di alberi pericolosi. Gli alberi sono importanti, abbelliscono il nostro territorio, sono importanti per l'ambiente, ma quando diventano pericolosi devono essere eliminati. Tra l'altro qui c'è proprio un parchetto per i bambini, quindi diciamo l'intervento è stato anche anticipato. Sì, qui c'è un parco per bambini, ma ci sono anche 2 strade, quindi strade molto utilizzate. Ieri è andata bene perché poco prima della caduta dell'albero erano passate alcune macchine con dei bambini a bordo e siamo stati fortunati. Voi state facendo anche una sorta di ricognizione tra gli alberi pericolosi, sono adesso all'opera anche gli addetti, i tecnici comunali? Sì, come dicevo prima c'è un programma articolato di abbattimento di alberi pericolosi, sia all'interno dei parchi che lungo le direttrici stradali. E poi al posto di questi pini pianterete altri alberi? Certamente in ottobre, è il momento ideale per la piantumazione, sostituiremo ciò che è stato abbattuto con altri alberi autoctoni e con un ritmo di crescita lento. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcini. Torniamo alla cronaca nera, una dodicenne che è stata adescata a Vigonza. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Si era avvicinato alla ragazza, 12 anni, all'uscita dalla scuola che frequenta. La salutava, la seguiva e le aveva chiesto anche il numero di telefono. La dodicenne, che di quello strano tipo aveva già parlato con i genitori, senza esitazioni gli ha fornito quello del papà. Una mossa che si è rivelata vincente perché il genitore, leggendo i messaggi che gli arrivavano sul telefono, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati e lo hanno fermato. Il giovane, 30 anni, originario del Bangladesh, regolare in Italia, è stato denunciato. Su quanto accaduto sono in corso ulteriori indagini. Il fatto non si è verificato nel comune di Vigonza, dove vive la famiglia, ma nei confronti dei cittadini più piccoli resta alta l'attenzione, tanto che il sindaco Gianmaria Boscaro ha disposto un maggiore controllo della polizia locale davanti alle scuole negli orari di ingresso e di uscita. Servizio di Chiara Gaiani, ed è stato chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, il 35enne accusato dell'omicidio del 31enne Michael Boschetto nella notte del 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. La vittima era un vicino di casa. Un delitto maturato nel cuore della notte e chiuso, secondo l'accusa, da una volontà lucida di uccidere. Per questo il pubblico ministero Benedetto Roberti ha chiesto l'ergastolo davanti alla Corte d'Assise di Padova per Giacomo Friso, 35enne imputato per l'omicidio aggravato di Michael Boschetto, il 31enne vicino di casa. Il PM gli contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'omicidio risale all'alba del 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. Dopo un violento litigio, Friso si è presentato davanti all'abitazione della vittima urlando e colpendo la porta. Poi il ritorno a casa, il coltello preso in cucina e l'agguato. 4 fendenti, l'ultimo al torace, risultato mortale in pochi istanti. A trovare il corpo era stata la fidanzata di Boschetto, rientrando dal lavoro. Inutili tentativi di rianimazione. Friso venne arrestato poco dopo, nascosto nel giardino degli zii. Secondo l'accusa, alla base del delitto, rancori irrisolti e un contesto segnato dalla droga e dall'alcol. Si è aperto in Corte d'Assise a Treviso il processo per l'omicidio di Francesco Favaretto, il barman di 22 anni barbaramente aggredito nel dicembre del 24 in via Castelmenardo e morto 12 giorni dopo all'ospedale Ca' Foncello. 3 i ventenni accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata. Tra i loro legali la procura è già scontro sulle cause che hanno portato al decesso del giovane, in particolare su quali colpi inferti
feriti siano risultati mortali. Le difese hanno chiesto alla Corte una nuova perizia, la decisione sarà comunicata il prossimo 17 di marzo. Per la morte di Favaretto sono a processo anche 5 minorenni, per uno dei quali è già stata pronunciata una condanna in abbreviato a 8 anni. Il giallo della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, scomparso per 23 giorni e poi ripresentatosi spontaneamente dopo appunto un lungo silenzio. L'ingegnere Menegon ha detto che darà tutti i particolari di questa vicenda in una conferenza stampa lunedì prossimo a Rosà. Non pensavo che si innescasse un putiferio. E adesso ho realizzato che un putiferio si innesca. Un putiferio che non aveva preso in considerazione, così l'ingegnere Antonio Menegon, rientrato nella sua abitazione di Tezze sul Brenta dopo 23 giorni di buio, silenzio e disperate ricerche, tra le ipotesi più cruente. Un allontanamento volontario su cui i carabinieri stanno indagando, dopo aver ascoltato il 78enne superconsulente contro i velox irregolari. Gli inquirenti capiranno cosa abbia spinto davvero Menegon a sparire per tutti quei giorni, senza dire a nessuno dove fosse, come stesse. Si è allontanato perché era anche spaventato da quello che stava succedendo a seguito delle sue indagini, delle sue inchieste. È corretto questo? Sì, va bene, però questi qua dei profili di dettaglio molto legati a una questione anche di suggestione della persona. Per carità, mi posso essere anche spaventata da alcune robe, ma non è detto che fossero delle situazioni effettivamente di pericolo. Quindi magari le ho interpretate erroneamente così, insomma, anche se la concomitanza di più fattori mi fa ritenere che siano delle cose legate. Adesso in questo caso lei ha attirato la sua attenzione, cioè l'attenzione delle persone su di sé nel caso specifico, ma anche per lei forse magari può averlo fatto anche perché l'attenzione venga posta su tutto il suo lavoro. Beh, in realtà il mio lavoro, diciamo così, l'ho già pubblicizzato sufficientemente, quindi attraverso un paio di libri che ho scritto credo di avere comunque scalfito la superficie. Poi se questa roba qua che è successa, no? E questo, diciamo così, attenzione legata a una situazione incidentale, no? Favorisce tanto meglio, però non era quello che era, non c'era una finalità di questo tipo, insomma, no. Lei è stato da una persona, da un amico in questi giorni? Adesso su questo tema ho già detto tutto. Ho detto anche ai carabinieri e mi sono riservato, siccome ci sono delle persone che mi hanno aiutato e che non hanno manifestato volontà di apparire. E mentre i carabinieri proseguiranno nella ricostruzione di quelle settimane, lunedì prossimo, 2 febbraio alle 10:30, nella Galleria d'Arte di Menegon in via Garibaldi a Rosà, è in programma una conferenza stampa in cui darà la sua completa versione dei fatti. Servizio di Vanessa Banzato, qualcosa forse si è riusciti a decifrare dalle scarne parole dell'ingegner Menegon. Potrebbe essersi trattato di un allontanamento volontario causato da possibili minacce. Probabilmente per mettersi in sicurezza l'ingegner Menegon si è fatto ospitare da qualcuno con la volontà di sparire dalla circolazione, di non farsi più trovare. Ovviamente questo ha generato grande preoccupazione, mobilitazione di uomini e di mezzi e la sorella disperata che lanciava appelli per avere sue notizie. Dove dovevamo andare? Credo alla truffa dell'anziana, giusto, alla truffa ai danni di un'anziana a Campolongo, comune di Valbrenta, un raggiro con appunto un presunto incidente di un suo parente. Sono stati identificati e denunciati i responsabili, coinvolto anche un minorenne, Monica Smiderle. I
I fatti risalgono a luglio del 2025. Un 81enne di Campolongo, frazione del comune di Valbrenta, viene contattata da un sedicente carabiniere. È la vittima predestinata dell'odiosa truffa del finto incidente. L'uomo racconta che il figlio della donna aveva investito una ragazza e che c'era bisogno di denaro per sistemare la questione ed evitare l'arresto. Ma è tutto falso. L'anziana cade nella trappola e consegna dei gioielli. I due malviventi scappano con il maltolto a bordo di una Fiat Tipo. Alcuni testimoni riescono a prendere il numero di targa, scattano le indagini dei carabinieri di Solagna che riescono a dare un nome, un cognome agli autori del raggiro. Si tratta di due giovani di origine campana, un 17enne del napoletano e un 20enne di Caserta, già noto alle forze dell'ordine, colpito ora dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Non è l'unico caso registrato in zona, come conferma il sindaco Luca Ferrazzoli. Noi abbiamo avuto purtroppo vari casi come questi in cui vittime sono state gli anziani. Ovviamente a tutti i nostri concittadini noi facciamo un appello di fare attenzione soprattutto quando vengono chieste informazioni per telefono o vengono raccontate situazioni come queste, perché abbiamo visto che il canovaccio è sempre quello e quindi bisogna stare particolarmente attenti, anche perché con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale abbiamo visto addirittura che riescono a camuffare le voci. Ad alcuni hanno addirittura passato l'ipotetico figlio che denunciava la situazione di pericolo. Quindi per dire che tutti noi possiamo caderci, non è una questione solo degli anziani, ma queste sono le persone più indifese e che subiscono maggiormente questo tipo di attacchi. Noi in questi casi chiediamo assolutamente che sia applicata la pena giusta, ma che sia applicata, perché questi comportamenti devono cessare. Nel comune di Vidor, via Sernaglia, è stata chiusa al traffico questa mattina proprio nelle ore di punta a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, 3 auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 34. L'impatto particolarmente violento, uno dei veicoli si è ribaltato mentre un altro è finito fuori strada con il terzo fermo in mezzo alla carreggiata. Lungo la provinciale sono rimasti numerosi detriti e parti di carrozzeria staccatisi a seguito dello scontro. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L'incidente ha però reso necessaria la chiusura temporanea della provinciale, già molto trafficata nelle prime ore del mattino, con inevitabili disagi e rallentamenti alla circolazione. Alle 21 del 29 gennaio del 1996, esattamente 30 anni fa, la ferita più profonda del tessuto urbano e culturale di Venezia degli ultimi decenni, e cioè il rogo della Fenice. Una notte drammatica e impossibile da dimenticare, era chiusa per lavori di manutenzione la Fenice e l'incendio doloso l'avvolse completamente, divorando platea, palchi e soffitto, lasciando solo le mura perimetrali in piedi e gettando nel dolore la città e il mondo musicale internazionale. 2 elettricisti, Enrico Carella e Massimiliano Marchetti, furono accusati di aver appiccato il fuoco per evitare penali dovuti ai ritardi nei lavori di restauro e condannati. L'inchiesta guidata dal magistrato Felice Casson mise in luce una catena di superficialità e negligenze che facilitarono la distruzione, inclusa la disattivazione degli allarmi e la mancanza di acqua nei rii circostanti per i vigili del fuoco. Sotto la direzione dell'architetto Aldo Rossi, con l'instancabile lavoro di centinaia di artigiani, il teatro venne ricostruito in stile ottocentesco con materiali e tecniche che richiamavano l'originale. Il nuovo edificio riaprì al pubblico il 14 dicembre del 2003. Quella sera del 29 gennaio del 96, Antenna 3 con le sue telecamere c'era. Vediamo il racconto per immagini di una notte impossibile da dimenticare.
pressione, ma soprattutto il sentimento di impotenza, il fatto di non poter fare assolutamente niente. Assessore D'Agostino, la Fenice non c'è più. Insomma, è molto difficile così parlare di una questione come questa. Io credo che sia difficile immaginare una perdita più devastante per la città. La Fenice sta bruciando. Che impressione ti fa? Terrificante, direi. Tu abiti qui vicino? Sì. La tua casa è stata evacuata, no? No, la mia casa no, ma questo è l'albergo di mio papà e quindi siamo un po' spaventati. Com'è possibile una cosa di questo tipo a Venezia? Lo dovremmo verificare come è stato possibile. Fragilità di questa città si vede sempre di più. Incendi ce ne sono dappertutto, solo che non sempre l'incendiato è la Fenice. La ricostruzione di quel giorno orribile nelle immagini e nelle voci che sono state assemblate da Nicola Zanetti. Restiamo a Venezia perché in prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha definito le misure per lo svolgimento del prossimo Carnevale, reintrodotte le zone rosse, controlli delle forze dell'ordine e metal detector. Zone rosse, misure anti-assembramento, controlli e metal detector. Queste le misure per garantire la sicurezza in città e il normale svolgimento delle celebrazioni per il Carnevale di Venezia. La riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli eventi del Carnevale prenderanno il via da sabato e interesseranno il centro storico e la terraferma. Nello specifico sono previste azioni volte a evitare assembramenti attraverso la predisposizione di percorsi alternati in alcune aree del centro storico, quali Rialto, sia per prevenire atti predatori che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. Dunque da sabato 31 gennaio fino al 17 febbraio saranno reintrodotte a Venezia, al centro storico e terraferma, le cosiddette zone rosse. Una notizia dall'Arena di Verona: una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa notte sulla 4 Verona Est e Soave lungo la carreggiata in direzione di Venezia, nel tragico schianto avvenuto poco dopo l'una. Sono rimaste coinvolte 2 auto, un ferito ed una vittima che sarebbe dipendente di un'azienda privata di vigilanza. Pubblicità, 2 minuti, torniamo subito dopo. Grazie, state con noi. Bufera all'interno della Lega è richiesta da parte di molti maggiorenti del Carroccio dell'espulsione del generale Roberto Vannacci, che ha depositato un suo simbolo e quindi, secondo molti esponenti della Lega, intende formare un nuovo partito e quindi va estromesso. Vediamo. Se non chiarisci questo e
e non decide da quale parte stare, io non vedo altre soluzioni se non l'espulsione. Chi decide di cambiare casacca e di sposare altri simboli evidentemente non ama quel simbolo quanto noi. Penso sia arrivato il momento di fare chiarezza, che Vannacci faccia chiarezza sul suo futuro. Ho visto che è stato depositato il simbolo, ma spero che ci si fermi qui. Che l'attacco sia frontale, che si chieda rispetto per la storia del Carroccio oppure si invochi l'unità, le voci del fastidio nella Lega Veneta puntano tutte a una richiesta: Roberto Vannacci faccia chiarezza, perché quel simbolo registrato, futuro nazionale, che ne dica il generale, è quanto di più vicino all'immagine del nuovo partito di cui si vocifera la nascita da tempo, e la goccia che fa traboccare un vaso stracolmo. Spero che ci sia un federale dove, come hanno fatto quella volta anche per Tosi, lo ricordo, gli hanno detto o chiudi il faro o chiudi con la Lega. Lui si è tenuto il faro e l'hanno espulso dalla Lega, ma non è che le regole o valgono sempre o non valgono mai. Nascono circoli vannacciani in giro per l'Italia, questi hanno regolamenti per conto proprio, lui non contribuisce al mantenimento del partito, adesso fonda un altro partito, di cos'altro abbiamo bisogno? La richiesta diretta ai vertici federali da Matteo Salvini ad Alberto Stefani. Resta da capire quanta tattica ci sia proprio in via Bellerio, dove molto probabilmente si stanno studiando mosse e conseguenze. Forse è meglio aspettare che se ne vada lo stesso Vannacci e liberare magari un posto di vice federale per Zaia, che con Vannacci, visti i trascorsi, sarebbe incompatibile. E poi c'è da calcolare quanto potrebbe pesare un'emorragia di leghisti vannacciani in caso di addio. Io credo che la Lega abbia tutte le carte in regola per giocare il ruolo da protagonista alle prossime elezioni politiche, indipendentemente da quello che farà il generale Vannacci. La nascita di questo simbolo francamente non ci preoccupa, noi siamo fortemente legati e affezionati al nostro simbolo. Io non voglio pensare che ci siano grandi emorragie da parte della Lega, voglio pensare che una persona come Vannacci, che è diventato vice segretario meno di un anno fa, voglia continuare ad andare avanti e far grande il nostro movimento, anche perché grazie al nostro movimento è arrivato in Europa. Intanto proprio i circoli vannacciani di estrazione leghista stanno alla finestra in attesa degli eventi, ma pronti a muoversi. Al momento è vice segretario federale della Lega e su questo restiamo, spiega Roberto Tonnellato, ex consigliere comunale di Treviso, che guida il team Vannacci nella Marca. Non sappiamo nemmeno come Futuro Nazionale sia collegato al movimento al contrario. Se cambia qualcosa, ognuno farà le sue valutazioni, continua Sibillino, aggiungendo una considerazione che fa capire molte cose. Certo è da sottolineare, dice Tonnellato, che gli europarlamentari sembrano avere una marcia in più su molti temi rispetto ai leader nazionali. Ma per Bulldog Marcato i veri leghisti non stanno dalla parte del generale. Se lei mi dice ma quanti sono quelli che pensano che gli omosessuali non siano normali, quanti sono quelli che pensano che i disabili debbano stare in altre aule, quanti sono quelli che pensano che Mussolini sia stato uno statista, ecco là che siamo in pochi e per fortuna. Così Roberto Bulldog Marcato, e ne abbiamo parlato ieri sera ovviamente a Focus. Sentiamo cosa ha detto l'ex parlamentare della Lega Giuseppe Paolin. Noi comunque teniamo sempre banco, dico che la Lega riesce sempre a essere in prima linea sull'informazione e teniamo banco sul gossip. No, niente, ecco, sicuramente ci sarà una fase di chiarezza per capire il simbolo, se è un simbolo di partito e se Vannacci vuol fare un suo movimento. Finora, stando a quello che lui ha dichiarato, è nella Lega e ha sempre fatto questa dichiarazione, quindi penso serva un momento di chiarezza e lo farà il segretario federale, e dopodiché se vorrà separarsi, nessuno tiene nessuno, le porte della Lega sono sempre state aperte. E mi ricordo che un vecchio leader diceva sono come quelle del saloon, in entrata e in uscita sono sempre aperte. Certo, a me, per quello che mi riguarda, mi dispiace perché comunque il generale ha combattuto e combatte finora la battaglia della Lega. Le dichiarazioni che vengono riportate non sono come le ha espresse Marcato, ma sono purtroppo quello che viene interpretato molto male, magari anche da una certa sinistra.
Io credo che la cosa vada a un chiarimento, tutto qua, non credo ci siano scissioni. Certamente tra i leghisti ha avuto parecchi simpatizzanti, perché comunque diceva tante cose che la Lega la prima Lega diceva e che poi magari nel percorso non ha più avuto il coraggio di dire. Così Giuseppe Paolin ieri sera a Focus, e vediamo la polemica per la poesia del pane di Benito Mussolini stampata sui sacchetti del panificio Androni del quartiere Mandria a Padova, con la reazione dell'ANPI. Il profumo del pane alla Mandria si mescola a un passato che fa discutere. Nello storico forno Androni a Padova le rosette finiscono in sacchetti marroni con stampati versi firmati M. Si tratta della poesia del pane di Benito Mussolini, pubblicata nel 1928 sul Popolo d'Italia. Sinceramente sappiamo che il fascismo è condannato dalla Costituzione, quindi qua è uno che si mette fuori dalla Costituzione. Purtroppo non è l'unico, è chiaro che questo salta all'occhio perché è un negozio in cui si compra il pane, che è una cosa che a tutti noi serve ogni giorno. Ecco, fa cadere le braccia insomma sulla coscienza democratica di un cittadino italiano. Questo cosa vuole che dica. Quindi come ANPI non possiamo condannare questa cosa. Chiaramente ci rendiamo conto che il personaggio è probabilmente irrecuperabile. Il titolare Valeriano Androni, terza generazione del panificio, rivendica la scelta fatta e dichiara che se anche l'avesse scritta a Togliatti l'avrei stampata lo stesso. A me dispiace, ma indigna insomma fondamentalmente che ci sia ancora, con tutto quello che ha voluto dire il fascismo. Abbiamo appena fatto la giornata della memoria, perfino la Meloni ha detto che le colpe del fascismo, della persecuzione degli ebrei, se anche lei a un certo momento è arrivata a questo punto, qua forse sarebbe il caso che ci arrivassero anche altri. È tempo di capire che la violenza online è violenza, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Lo ha detto l'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti, che annuncia di avere querelato chi l'ha insultata sui social. La violenza online è violenza. Pensieri e parole di Alessandra Moretti. L'europarlamentare vicentina del Partito Democratico non è più disposta a tollerare gli insulti degli haters e annuncia di aver querelato gli autori dei commenti offensivi scritti sui social. Il discorso d'odio online, spiega, mira soprattutto alle donne che si espongono e che fanno sentire le proprie idee. E aggiunge: sono tantissime le ragazze che desiderano impegnarsi in politica ma finiscono per rinunciarci di fronte allo scontro con i commenti d'odio online che le bersagliano. Per questo, conclude, è tempo di capire che la violenza online è violenza ed è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e la fusione tra i comuni. Si riaccende il dibattito con l'ipotesi della nascita di un nuovo comune dall'unione di Fregona e Sarmede. Fusioni inevitabili in futuro, secondo il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, d'accordo anche con Fartigianato. I più piccoli sono i comuni e più grandi diventano i problemi da affrontare, soprattutto da un punto di vista delle competenze e degli organici. Quindi condivido la necessità dei sindaci di accorpare quelle che sono le funzioni, di unire le forze e perché no anche di fondersi laddove ci siano le condizioni per poterlo fare. La fusione tra Fregona e Sarmede, auspicata dai rispettivi sindaci Giacomo De Luca e Leri Pizziol, riaccende il dibattito su accorpamenti e fusioni dei comuni, soprattutto quelli più piccoli che faticano a garantire servizi efficienti ai cittadini, e la strada sarà inevitabile in futuro, secondo il presidente di ANCI Veneto. I più piccoli sono i comuni e più grandi diventano i problemi da affrontare, soprattutto da un punto di vista delle competenze e degli organici. Quindi condivido la necessità dei sindaci di accorpare quelle che sono le funzioni, di unire le forze e perché no anche di fondersi laddove ci siano le condizioni per poterlo fare. Ovviamente sono sensibilità territoriali, però credo che guardando a lungo termine il futuro del nostro Paese sarà un processo inevitabile, quindi ridurre il numero di comuni per poter far sintesi su quelle che sono le funzioni. E dopo CGIL e CNA scende in campo a favore delle fusioni anche con Fartigianato. C'è un detto popolare che dice
dire che dalla strada che non vorresti percorrere un giorno ti toccherà correre. Comincio proprio da questo detto per dire che probabilmente sono scelte obbligate, magari non saranno oggi i tempi maturi, però sostanzialmente lì si andrà, perché anche i comuni come le imprese dovranno fare delle economie di scala. Questione che riguarda anche le imprese, soprattutto le piccole. Le piccole imprese insistono nel territorio, vi abitano tanto quanto il cittadino e quindi hanno bisogno di risposte veloci, di risposte giuste in tempi stretti, e quindi tanto quanto i cittadini si augurano che ci sia sempre una maggior propensione all'efficienza. Eppure nella Marca finora c'è riuscita solo Pieve del Grappa. Sono scelte impopolari perché noi abbiamo la DNA del campanile. Servizio di Marta Marangona. Adesso parliamo di un convegno delle ACLI previsto domani in programma, domani a Padova, con un protagonista della comunicazione, un noto spin doctor che ha seguito tantissime campagne elettorali, il dottor Marco Marturano. Buongiorno dottore. Piacere direttore, ben ritrovato. Grazie per la sua disponibilità, avevamo avuto qualche problema con i collegamenti. Allora ci racconta cosa succede domani a Padova con le ACLI? Ah certo, allora diciamo che siamo in un periodo in cui più di altri momenti l'Europa è al centro dei nostri pensieri, anche se normalmente si tende a pensarla lontana, perché tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, ahimè, e le scelte di Trump, insomma cose di cui anche voi parlate assiduamente e con interesse e approfondimento, e quindi essendo che le ACLI hanno, insieme ad altre associazioni anche e soprattutto legate al mondo cattolico, sono molto dentro il dibattito e cercano di dare una mano all'Europa e a quello che l'Italia può fare con l'Europa per contribuire a gestire questa fase così difficile. Si è pensato di fare un evento che ha una dimensione nazionale per i partecipanti, perché oltre al presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia ci saranno anche i presidenti nazionale dell'Azione Cattolica, il presidente della GESCI, e insomma non li cito tutti i protagonisti di domani. L'evento che si terrà nella sede dell'ENAIP di Padova si chiama Verso l'Europa federale, appunto, e diciamo che sarà un momento importante, se posso dire direttore, ancora più importante, fatto da una città al centro dell'Europa per storia, presente e futuro come Padova, e da una regione al centro dell'Europa come il Veneto. Domani a Padova, adesso vedremo anche tra poco la locandina con il programma. Ne approfitto per chiederle un po' sul Veneto quale ritiene sia la situazione politica dopo l'elezione del presidente Alberto Stefani, successore di Luca Zaia, recenti polemiche sul possibile nuovo partito di Roberto Vannacci, cos'è che e anche sondaggi che danno, mi pare a livello nazionale, i due blocchi contrapposti appaiati, centrosinistra e centrodestra. Ma allora, io partirei dal Veneto, perché sicuramente, tra l'altro, pensando ai sondaggi, uno degli elementi di salute per il partito del presidente Stefani, dell'ex presidente, attuale presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, uno dei segnali di salute che è arrivato nei sondaggi per la Lega è stato sicuramente trainato dal risultato veneto, sia nelle immediate settimane successive che anche attualmente. Quindi, diciamo, a proposito di Veneto al centro dell'Europa, diciamo anche al centro dei destini del centrodestra italiano, almeno di sicuro per quanto riguarda la percezione di ripresa della Lega. Sicuramente quello che io vedo adesso, e così
lo colloco anche dentro lo sguardo più ampio che dava lei, legati ai sondaggi che oggi raccontano una forbice che si riduce. Tenderei a non dire che si è completamente ridotta, perché i numeri non dicono questo, ma dicono che sicuramente la forbice si è ridotta tra centrodestra e centrosinistra, tenuto conto che nel centrosinistra si inserisce nei sondaggi sostanzialmente quasi tutto quello che c'è fuori dall'attuale centrodestra, quindi si fa anche un'operazione che poi bisogna vedere fino a che punto si realizza. Però mi sembra evidente che uno dei temi su cui questo riavvicinamento si sta verificando è indubbiamente la condizione sociale a proposito anche del convegno di domani, che parlerà molto del ruolo dell'associazionismo e del volontariato, la condizione sociale che non è semplice oggi in questo momento, e lo vediamo anche in Veneto, lo vedevamo anche durante la campagna elettorale, perché a me colpiva molto, seguendola, quanto anche le imprese chiedessero alla politica di intervenire sul welfare e sull'aiuto alle famiglie, ai lavoratori, a gestire questa fase così complicata, anche con stipendi che non crescono al livello di quanto crescono invece i costi della vita. E secondo me, diciamo che su quel terreno lì si giocherà in Veneto, come in tutta Italia, la partita del vero confronto da qui al 27, a quando si voterà per le politiche. Mi permetto di dire, direttore, ma magari avremo occasione di parlarne, secondo me si giocherà già un pezzo delle partite amministrative di questo 26, Venezia inclusa. Sì, sì, ecco, a Venezia tra l'altro si prevede la sfida ormai certa tra il candidato di centrodestra Simone Venturini e Andrea Martella. Su questo si può fare un pronostico. Andrea Martella, segretario del PD regionale, senatore; Simone Venturini, un giovane assessore della giunta Brugnano. Pronostico, diciamo che non l'avrei fatto neanche ieri sera per la mia Inter, se riusciva a battere il Borussia Dortmund. Direi che a questa distanza, secondo me, vediamoci ancora, diciamo, lontani da un pronostico su Venezia, ma magari avremo tempo per parlare, mesi, di avvicinarci con più solidità. È una bella sfida. Devo dirle, direttore, che era interessante anche quando a un certo punto i rumor della politica tendevano a solleticare anche l'interesse, la sensibilità, diciamo, dell'ex presidente Zaia a interessarsi a questa sfida anche in prima persona, quello, diciamo, lo scontro tra il segretario regionale del PD e l'uomo delle 203.000 preferenze, presidente del Consiglio regionale. Sicuramente era anche da un punto di vista mediatico, lo dico tra giornalisti, diciamo, era ancora più interessante, ma è una sfida che io oggi vedrei, come dire, non so se dire alla pari, ma sicuramente appunto difficile da pronosticare, come dicevo prima, perché non c'è lo squilibrio che c'era ovviamente 5 anni fa, o meglio 6 anni fa, quando si è votato per il rinnovo, che poi è stato quindi sarà, diciamo, un bel duello, e si spera che, insomma, si veda una buona affluenza al voto. Dottor Marturano, grazie molte per essere stato con noi. Domani abbiamo fatto rivedere la locandina verso l'Europa federale, convegno dell'ACLI a Padova, i valori fondativi, il contributo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore. Grazie, a presto, dottor Marturano. Grazie mille, direttore, a presto. Grazie, arrivederci. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito con altre notizie. State con noi, grazie. Riprendiamo con la Regione che ha avviato la procedura di gara per il raddoppio di via Roma Destra, che risolverà i problemi di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti. Filippo Fois.
Noi siamo particolarmente soddisfatti che l'iter stia andando avanti, siamo consapevoli che è un lungo percorso, però se mai si inizia mai si arriva alla fine. Il raddoppio della Jesolana via Roma Destra tra la rotatoria Picchi e il ponte sul Sile è decisivo per risolvere il problema di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti, e il fatto che attraverso Veneto Strade la Regione abbia avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione rappresenta un primo passo in questo senso. Per l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato, i quasi 5 chilometri di quest'opera rappresentano anche un tassello fondamentale del più ampio disegno di potenziamento della viabilità di accesso al litorale veneziano, uno dei principali poli turistici del Veneto. Iniziamo da via Roma Destra per poi arrivare a riqualificare anche il ponte. Non escludiamo di poter anche intervenire come comune di Cavallino Treporti, perché un segnale tangibile deve essere fatto anche dal nostro comune, e evitare di avere dei tappi consente di arrivare con delle modalità adeguate nella nostra località. Questo prima di tutto per i nostri residenti, per chi va avanti e indietro per lavoro e ovviamente anche per i nostri ospiti. Il valore stimato dell'infrastruttura è di circa 73 milioni di euro. La fase progettuale è interamente finanziata dalla Regione. Sarà poi attivato un percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di un intervento che andrà a decongestionare uno dei nodi più critici della viabilità d'accesso al litorale. Noi abbiamo verificato con dati oggettivi, con un rilievo del traffico fatto da Jesolo, che il tappo è appunto nel territorio di Jesolo, perché si sommano le due componenti delle due località, cioè quelle di Cavallino Treporti e quella di Jesolo, per cui evitando con questa importantissima e fondamentale opera infrastrutturale quelle code che abbiamo sempre visto, il tappo a essere fermati vuol dire risolvere gran parte dei problemi del traffico per la nostra località e ovviamente anche per quella di Jesolo. A Venezia 2 lunghe interruzioni dell'energia elettrica, sia pure programmate, che hanno creato disagi piuttosto seri per commercianti ed esercenti ai tolentini. Per noi è impossibile lavorare, non abbiamo la cassa, non abbiamo il POS, non abbiamo la luce proprio per far vedere ai clienti la merce che vendiamo, cioè i libri. È impossibile per noi fare un servizio, non possiamo lavorare, quindi è un giorno intero di chiusura. Per 2 giorni su 3 la parte delle fondamenta dei Tolentini più vicina al Canal Grande subirà un'interruzione dell'energia elettrica dalle 13:30 alle 20. Preannunciate da decine di volantini gialli appesi ad ogni civico, 2 interruzioni di 6 ore e mezza l'una per lavori agli impianti significano però per negozi, bar e ristoranti della fondamenta una chiusura forzata dell'attività. Sono mesi che ogni 2-3 settimane dobbiamo star chiusi una mezza giornata, se non una giornata intera. Quindi noi chiediamo prima di tutto un risarcimento, perché comunque noi paghiamo degli stipendi, se non altro ai nostri dipendenti, e poi chiediamo magari che si possa parlare con l'Enel prima che decidano quando togliere la luce, in modo da organizzare un po' meglio con loro le giornate ideali per tutta la fondamenta, o eventualmente gli orari, perché 7 ore di fila sono tante. Presidente regionale di Confesercenti Veneto, Cristina Giussani è titolare di una libreria che tra l'altro per diversi anni è rimasta l'unica a Venezia a fornire testi scolastici. Se poi nelle case si correrà il rischio di muoversi a tentoni al buio, un'interruzione dalle 13:30 alle 20 colpisce proprio il periodo di maggior lavoro di bar e ristoranti. Si potrebbe concordare magari dei giorni e degli orari ridotti, o altrimenti, io dico, come in un qualsiasi lavoro si fa un preventivo, nel preventivo di fare un lavoro del genere deve includere i costi per i negozianti. Le interruzioni di energia elettrica non sono tutte uguali. Ad esempio, giovedì, secondo gli avvisi, la corrente viene tolta la mattina alla facoltà di architettura e il pomeriggio sera nella fondamenta dei locali, anche se poi sembra che gli orari possano variare in corso d'opera. Ieri hanno tolto l'elettricità mezz'ora prima del previsto e quindi noi non siamo neanche riusciti a chiudere la cassa, che è ufficiale, che è fiscale, quindi andrebbe chiusa correttamente. Non siamo riusciti a chiudere il computer, eccetera, per cui si è spento tutto insieme senza nessun preavviso, con un anticipo oltretutto. Pare sia stata tolta almeno mezz'ora prima e sia stata data molto prima delle 8, però tutti avevamo ormai programmato di star chiusi. Avendolo saputo sarebbe stato anche fattibile, ecco, una cosa del genere, bastava magari averne parlato insieme. Gli ospiti di questa sera Focus: Marco Brigo, Pietro Dalla Libera, Alberto Ferri, Luca Lappo, Rosa Poloni e Bruno Rossetto. È tutto per oggi, grazie ai nostri
Registi Italo Morao, Marco Gagliazzo, Andrea Basso. Ci vediamo stasera, se lo vorrete, alle 21:20 circa. Arrivederci.